Sta facendo il giro del web l'immagine che vi abbiamo mostrato nei nostri TG dell'orso che si aggira nei boschi dell'altopiano, ripreso da una fototrappola della polizia provinciale che da qualche tempo lo sta monitorando. Pare si tratti di un giovane esemplare di maschio in arrivo dalla Folgaria, molto schivo, che si nutre, da quanto appurato dagli esperti che ne hanno esaminato gli escrementi, di vegetali. Certo è che la mente corre immediatamente all'orso Dino che una quindicina d'anni fa aveva terrorizzato l'altopiano. Quello è stato molto più problematico per noi perché aveva attaccato delle mandrie, gli appiari, era stato un orso impegnativo da gestire. Questo pare che sia un orso molto più piccolo, un cucciolo di orso, poco più grande di un cucciolo. Lo stanno monitorando con le fototrappole, la polizia provinciale in coordinamento con la regione Veneto. Per noi è bello pensare che ci sia l'orso sull'altopiano che ritorni periodicamente perché dà il senso dell'integrità di un ecosistema che attrae ancora questi plantigradi che erano anticamente presenti sul nostro altopiano, sulle nostre montagne. L'orso però isolato tende a camminare, a spostarsi perché vanno in cerca delle femmine, quindi è difficile pensare che questo orso rimanga qui se non arriverà anche a seguito una femmina. Nel frattempo la Regione invita le persone a segnalare eventuali avvistamenti e soprattutto a non lasciare rifiuti in giro perché potrebbero attirare il plantigrado. In tutto questo, vogliamo ricordare, non c'è da aver timore. No, perché al di là del fatto che è un cucciolo, quindi non è un grande orso come lo fu l'orso Dino, che era veramente un orso molto particolare e problematico, esatto, ma è un orso che si sta sviluppando, che sta crescendo e non sembra che sia un orso pericoloso. Poi questi orsi scappano solo a sentire il rumore degli animali, e soprattutto degli umani, ecco, più che degli animali.